mi ricordo della ultima guerra invece che qual era la ritirata dei tedeschi, mi ricordo come venivano gli americani, mi ricordo bene, erano tutti fuori alla scuola, alla fora, dove in sala Cesetta no, che si guardava dopo arrivare gli americani, che n'era un gran squadrone di uomini che li aveva abbinati su con la bandiera bianca, borghesi che aveva abbinati su per la monte, eccetera. Quando pensato che via gli ammolati uomini perché... Con la bandiera bianca? Sì, davanti con la bandiera bianca. Poi infatti qua prima di arrivare ai meridiani di tutti i leaderi, tornati a casa e noi altri siamo scampati perché rende tanta gente che voleva vedere i carri armati. Sì, ma erano uomini del posto qua allora? Sì, qua della Monde, Fontette, Soriva, Dordoi. E gente che andava a guardare come passavano questi americani con i carri armati e li ramassava su e li sapeva come prigionieri. Gli americani? Sì. O i tedeschi? No, noi americani, i tedeschi, quando gli passati ma del trafugo, Mica ha fatto mani comunque? No. Io ho cominciato perché non era partigiani nascosti a Imer, con i carri armati ho cominciato a sparare, a ritirare i tedeschi e scampare gli americani a proseguire. I tedeschi che si a confine al cimitero di Imer, là c'aveva trincea, ma qui c'è accorto che arrivavano i tedeschi, gli americani, tutti andati per sopra.